Segna stampa, Pasqua si avvicina, allora occupiamoci ora dell'iniziativa dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, un uovo per la ricerca. Ne parliamo col dottor Marco Eugenio Brusutti, presidente della sezione padovana dell'AIL. Buongiorno dottore. Buongiorno, grazie dell'invito. Dentro un uovo di Pasqua dell'AIL c'è molto più di una semplice sorpresa. Di cosa si tratta? C'è speranza per le persone malate, c'è creatività dei ricercatori, ci sono borse di studio e c'è soprattutto questa speranza di combattere la leucemia ed altri mali terribili del sangue. Ecco, facciamo proprio un punto sulla situazione, dottore. Qual è la condizione dei malati affetti da un tumore del sangue oggi? Qual è la percentuale di guarigione? Beh, guardi, grazie alla comunicazione, alla ricerca di fondi e al grande impatto della ricerca riusciamo a curare l'80% delle malattie leucemiche. Ovviamente non tutte, perché molte restano terribili e mortali. Però dobbiamo fare ancora di più e i nostri malati hanno risentito positivamente delle terapie, soprattutto quelle stabilizzanti e quelle che permettono di non avere effetti collaterali dalla terapia. Quindi dobbiamo impegnarci ancora di più, soprattutto nel campo psicologico, perché la malattia leucemica diventa una problematica familiare, in particolar modo per i bambini, dove viene coinvolta totalmente la famiglia. Ecco, la guerra in Ucraina coinvolge anche pazienti oncologici, anche molto giovani, sono stati accolti in Italia, anche nella nostra regione, lo sappiamo. Quanti ne avete in cura, dottore, e quanto può incidere l'interruzione delle cure sulle loro condizioni, visto il passaggio anche dal loro paese di origine al nostro, tempi non sempre rapidissimi? In riferimento alla prima domanda le rispondo subito. In clinica di oncoematologica pediatrica diretta dalla professoressa Biffi sono ricoverati 3 bambini, ma l'AIL ha creato un cordone di aiuto umanitario. Siamo in contatto con il nunzio a Kiev e anche con l'ambasciatore degli esteri ucraino per ospitare 15 bambini e loro famiglie presso le case di accoglienza AI. Ecco, grazie anche al sostegno delle uova, noi costituiamo delle case che diventano un punto di riferimento, un porto sicuro per quelle famiglie che non si possono permettere soggiorni prolungati, pensiamo a terapie anche di 2 anni, all'interno di Padova per poter poi diciamo, ricevere le terapie e le cure, e questo è molto importante. Ecco, il sostegno delle uova dell'AIL, come ha appena ricordato, dottore, è importante. A questo punto le chiedo dove si possono acquistare e quanto costano. Guardi, grazie alla capillarità di AIL penso di poter dire che in ogni provincia italiana si possono trovare le uova della ricerca. Noi chiediamo un'offerta minima solidale di 12 euro, questo permette di aiutare tanti borsisti, tante teste. Penso a una ricercatrice nostra che nei nostri laboratori è riuscita a scoprire una proteina che era molto cattiva. Questa proteina andava a colpire le poche cellule buone rimaste nel corpo di una persona affetta da leucemia. Lei è riuscita ad addomesticare questa leucemia, questa cellula proteica, e a trasformarla in un soldato contro la leucemia. Questo si fa grazie alla ricerca. Nei nostri laboratori abbiamo 8 ragazze che stanno studiando a Padova, italiane, e quindi è importante per noi avere questa sicurezza. La grande Rita Levi Montalcini diceva creatività e intuito, e gli italiani ne hanno molto. Come sta invece l'AIL, dottore? Quali sono le iniziative, oltre naturalmente all'uovo per la ricerca, che avete in ballo? Guardi, le iniziative sono tantissime. AIL continua a crescere nelle sue sezioni. Dobbiamo dire anche una cosa importante, la creatività dei volontari. Padova ha 300 volontari. Oggi io rappresento tutti i presidenti delle sezioni del Veneto che sono impegnati l'1, il 2 e il 3 nelle piazze italiane. Tutti vogliono dare il proprio contributo, ma attendiamo anche il contributo di chi ci segue da casa. Perfetto, grazie al dottor Marco Eugenio Brusutti, il presidente della sezione padovana dell'AIL, grazie per la presentazione di questa importante iniziativa e vi invitiamo tutti ad aderire. Bene, salutiamo il dottor Brusutti e riprendiamo la nostra rassegna stampa.